L'anno scorso per la prima volta è stata introdotta la quinta A come arte e questo perché migliaia di studi scientifici supportano la teoria che l'arte serva a liberare le emozioni positive e a stemperare quelle negative. Il tema ha avuto anche molto successo con i ragazzi e con le scuole, è stato davvero preso molto seriamente e i ragazzi ci hanno sorpreso incredibilmente con la fantasia dei temi che hanno sviluppato. Perciò quello che noi non vogliamo fare è dare delle linee guida, imbrigliare la fantasia, perché sicuramente quella degli studenti è superiore alla nostra. Però vorremmo suggerire a voi insegnanti di magari guidare i ragazzi verso anche un approccio diverso. Allora, l'anno scorso il tema è stato sviluppato soprattutto nell'osservare gli oggetti d'arte, nell'osservare qualche cosa che è stato fatto da altri. Allora sì, possiamo continuare benissimo con questo approccio e magari aggiungere anche l'altro tema che è quello dell'arte come terapia e magari far vedere quanto l'arte possa aiutare anche le persone più in difficoltà, i malati, le persone anziane a sentirsi meglio. Oppure possiamo scegliere un approccio diverso, un altro proprio punto di vista e pensare all'arte non come all'osservare un quadro, una scultura e al bene che sentiamo quando guardiamo qualche cosa di bello, ma proprio quando noi stessi facciamo qualche cosa con le nostre mani. Pensate a quando i vostri studenti a scuola, i vostri alunni si mettono a disegnare con i pastelli, con i colori, con i disegni, col Pongo, adesso non so se esiste ancora il Pongo, ma quando proprio liberano la loro fantasia e il loro entusiasmo, quando fanno proprio loro con le prime mani qualcosa e quanto questo li aiuti anche a mettersi in contatto con gli altri, a condividere. Allora, ecco, questo potrebbe essere un nuovo tema di quest'anno, anche proprio magari sottolineando il fatto di come il fare qualcosa, l'operare con le mani, fare qualcosa di creativo, porti a benefici maggiori che magari stare su un telefonino a digitare in solitudine, rannicchiati e chiusi. E l'ultima cosa che volevo suggerirvi è quella di pensare all'arte non soltanto come alla pittura, ma pensiamo all'arte in maniera più ampia, perché arte è anche suonare uno strumento, fare un gioiello, creare un oggetto, suonare, cantare, ballare. Quindi spazio alla fantasia e buon lavoro.